mia esperienza intanto dal punto di vista del Covid a Pederoba è molto positiva perché non abbiamo avuto nessun caso e consideriamo che abbiamo circa 250 degenti e oltre 200 persone che ci lavorano dentro, tra infermieri, operatori addetti all'assistenza, manutentori e ovviamente tutta la parte amministrativa. Io credo che la carta vincente di questa prevenzione sia stata la chiusura della struttura ancora il giorno tra il 23 e il 24 febbraio. Io ricordo che in data 23 febbraio fummo riuniti come amministratori di tutta la provincia di Treviso all'ospedale di Treviso, dove il dottor Benazzi, direttore generale, e microbiologi, infettivologi, eccetera, ci esposero la realtà della situazione. Tornando a casa da Treviso, la mia prima cosa fu quella di chiamare subito Pederoba e informare anche il presidente della casa di riposo di Montebelluna e di Crocetta del Montello di chiudere assolutamente tutte le porte di accesso alle strutture in quanto in questo modo avremmo potuto prevenire la presenza di persone estranee alla struttura, parenti, amici, eccetera, che sarebbero stati possibili portatori di virus. Grazie anche a questa presa di posizione non abbiamo avuto a tutt'oggi alcun contagio. C'è stato un nuovo focolaio, sembrerebbe al Cafoncello di Treviso, perché un parente di una persona che si trovava lì, positivo al coronavirus, è entrato e ha contagiato altre persone. Quindi è possibile fare questo negli ospedali, entrare senza problemi, o ci sono delle precauzioni particolari che state prendendo? Ecco, questa notizia di Treviso l'ho letta anch'io sul giornale e proprio grazie a questa notizia mi sono premunito di far presente sia al direttore generale Benazzi che al direttore di distretto Tasso, qui di Montebelluna e Castelfranco, di provvedere a questa situazione. Già comunque so per certo, perché ho parlato col primario di medicina di Montebelluna, il quale mi ha assicurato che il reparto di medicina è assolutamente blindato. Non è possibile che una persona entri dall'esterno nei reparti, magari anche senza sapere se è positivo, se ha avuto febbre o se ha addirittura febbre. Sarebbe una situazione veramente incredibilmente negativa. Nella mia esperienza di pazienti che si sono ammalati di Covid, ho potuto vedere che chi era vaccinato per l'influenza ha avuto una risposta molto molto migliore rispetto a chi non era vaccinato. Pertanto sicuramente questa è una cosa che consiglio. Chiaramente il consiglio poi fondamentale è l'uso delle mascherine e tenere la distanza tra persona e persona, soprattutto per le persone giovani, che mi dà l'impressione che i giovani non si rendono tanto conto di questa realtà che stiamo vivendo. Perciò insisterei soprattutto anche con i giovani, perché chiaramente tanti giovani si ammalano e molti giovani magari sono anche portatori di patologie che magari non conoscono perché essendo ancora giovani non hanno manifestato sintomi e di conseguenza a maggior ragione per loro deve essere utilizzato questo strumento, cioè mascherine assolutamente. Io dico sempre che una persona che cammina per strada senza una mascherina è come una persona che cammina per strada con una pistola e spara avanti a se stessa. È la stessa cosa.